Quando parliamo di mosto, indichiamo sempre quello con cui viene prodotto il vino, ma ne esistono diverse tipologie. In questo video cercherò di fare chiarezza e spiegarti i 5 principali tipi di mosto che esistono. Ma prima di farlo ti invito a iscriverti al canale YouTube per rimanere sempre aggiornato e non perderti i prossimi video. Il mosto d'uva è il prodotto liquido che si ricava dall'uva fresca e ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione totale naturale non inferiore all'8% per la trasformazione in vino a mezzo della fermentazione alcolica. Più semplicemente si tratta di un succo che non è stato ancora fermentato e pertanto solo dopo che si è svolto il processo di fermentazione si potrà ottenere un vino. Inoltre, la sua gradazione alcolica è molto bassa e si può anche consumare come bevanda. Ho specificato mosto d'uva, perché in realtà con il termine mosto posso indicare anche quello che viene prodotto per ottenere la birra e i distillati, tanto per fare degli esempi, e che dopo la fermentazione mi permetterà di avere delle bevande alcoliche. Pochi sanno che esistono più tipologie di mosto d'uva. Eccone 5. Parzialmente fermentato. Viene utilizzato per produrre vini a ridotta gradazione alcolica e che contengono residuo zuccherino proprio perché il mosto non è fermentato fino in fondo. Concentrato è ottenuto mediante evaporazione sotto vuoto o refrigerazione, cui segue l'eliminazione del ghiaccio. Viene usato per innalzare la gradazione alcolica di un prodotto vinicolo e come ingrediente alimentare. Muto è un mosto a cui è stata bloccata la fermentazione mediante aggiunta di anidride solforosa, quindi smette per così dire di gorgogliare durante la fermentazione, quindi diventa muto. Cotto, di origini antiche, viene detto anche sabba, è un mosto parzialmente caramellato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto, utilizzando il riscaldamento diretto. Viene spesso usato in cucina e per la produzione di vini fortificati. Mistella o sifone, usato principalmente per la produzione di vini fortificati come ad esempio il Marsala, è ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12 gradi, a cui viene bloccata la fermentazione tramite aggiunta di acquavite di vino o alcol in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16 gradi e a non più di 22. Per oggi ho terminato e ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!